un ricordo della tradizione rivisitato nella mia ricetta delle raviole di ricotta al forno. Le dosi e tutti i dettagli nel mio articolo del blog, il link nella descrizione video. In ciotola della tua planetaria versa della farina panettone oppure una farina di tipo 0 molto semplice. Unisci del burro pastorizzato o classico che sia leggermente ammorbidito a temperatura ambiente. Il consiglio che voglio darti è quello di utilizzare una frusta K per facilitarti la lavorazione, soprattutto se decidessi di utilizzare una normale 00. Continua così fino a far incorporare e assorbire alla farina il burro. Ora unisci e mescola del lievito di birra disidratato. In alternativa puoi aggiungere 5 grammi di quello fresco sulla dose proposta dalla mia ricetta. Unisci adesso lo zucchero semolato, la scorza di un limone naturalmente non trattato e una bustina di vanillina. Poi aggiungi un uovo intero. Ed infine l'acqua, che come sempre, ormai saprai, dovrai dosare mano a mano che prosegui ad impastare. Calcola circa 10 minuti di lavorazione in planetaria. Man mano che procedi ad impastare vedrai come la tua massa diventerà sempre più liscia e omogenea, sempre più perfettamente lavorata. Ed ora, come di consueto, trasferisciti sul ripiano pulito ed infarinato e inizia a lavorare per qualche istante il tuo impasto utilizzando le mani. E ora predisponilo all'interno di una ciotola con della farina cosparsa sul fondo per prepararlo alla lievitazione in forno chiuso e spento. Ecco come si presenta dopo il raddoppio. Ora ricava delle porzioni più o meno uguali e forma dei panetti rotondi. I tuoi panetti così realizzati dovranno raddoppiare ancora, sempre dentro al forno chiuso, messi tutti adagiati in una placca da forno rivestita con carta forno. E dopo questo momento preparati a realizzare le raviole, stendendo col mattarello ciascun panetto e farcendo con abbondante ricotta addolcita con zucchero semolato e, se lo gradissi, anche con una spolverata di cannella. Chiudi a mo' di mezzaluna e sigilla bene i bordi, picchiettando con le dita.
Ed ora lasciale riposare mezz'ora a temperatura ambiente per poi passare alla cottura, che dovrà avvenire in forno naturalmente già caldo a 180 gradi per 25 minuti. Cosa ne pensi di questa ricetta? Ti è venuta l'acquolina in bocca? Allora ti dico anche che se vuoi puoi provare a farla uguale, ma procedendo con la frittura delle stesse raviole. Se ti è piaciuto il video, condividilo, iscriviti al mio canale YouTube, lascia il tuo mi piace alla mia pagina Facebook e non dimenticare di attivare la campanella e il tasto segui per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Ciao!